Benvenute e benvenuti a questo nuovo incontro del ciclo di conferenza del laboratorio di redattologia e tradutologia. Siamo in compagnia con alcuni degli studenti dell'Università di Udine e lavoriamo all'interno quindi dei contenuti del corso di redattologia che sono pertinenti quindi per una redazione attenta ai bisogni dell'utente, del lettore. Nel tempo abbiamo notato come l'esperienza relativa la cosiddetta esperienza dell'utente è assolutamente pertinente per una redazione che sia autenticamente favorevole al lettore e quindi abbiamo iniziato a interessarci con alcuni interventi di esperti di questa disciplina. Oggi l'argomento di oggi è veramente molto interessante perché abbiamo condiviso questa idea di parlare dell'esperienza utente in quella che è l'esperienza della maggior parte dei lettori di oggi, e cioè trovarsi a leggere una quantità sterminata di informazioni, una tale quantità di informazioni che è quasi diventato un bisogno quello di non leggere e quello di evitare la lettura di determinati contenuti. Quindi come comunicare in questo ecosistema informativo in cui ci sono troppe, se vogliamo, troppe informazioni. Quindi accolgo con molto piacere questo intervento di Luca Rosati, che è un esperto di architettura dell'informazione, lui stesso architetto dell'informazione, e gli cedo volentieri la parola. Sì, buongiorno, piacere. Io lavoro sul lato umano della tecnologia, quindi come rendere facili da usare i sistemi tecnologici, in particolare siti web, app e software. E all'interno di questo ambito anche di come facilitare la fruizione di contenuti, rendere il testo a misura di persone, dai microtesti che accompagnano le interfacce ai testi più complessi. Allora vi condivido, io ho una presentazione, poi magari facciamo una pausa e se ci sono domande me lo dite. Ma questi sono grosso modo gli argomenti che toccherò. Come avviene il processo di lettura e come è cambiato negli ultimi 20-30 anni a seguito dell'esplosione di informazione che abbiamo avuto col web e col digitale in generale. Quali sono alcuni modelli di lettura che ci interessano particolarmente per progettare un contenuto su misura della persona, alcuni processi che avvengono durante la lettura, cosiddetti skimming e scanning, l'architettura del testo, e poi se ce la facciamo anche un cenno al legame tra tipografia e leggibilità, quindi anche come impaginiamo un testo sia su carta sia su web perché aiuti la leggibilità. E ho pensato di introdurre il tutto con questi versi di Valerio Magrelli, che oltre che un poeta è anche un francesista, ve li lascio leggere. L'idea è, vedremo che anche il testo può essere assimilato a una piantagione coltivata con appezzamenti di diverso colore, dove ogni zona ha una sua funzione. Quindi l'idea di smettere di pensare il testo come un blocco monolitico, qualsiasi tipo di testo, ma piuttosto come un insieme di elementi che vanno a comporre un puzzle più complesso. Vediamo il processo di lettura. Questo libro che ho riportato di Marianne Wolf, Marianne Wolf è molto famoso. Marianne Wolf è una neuroscienziata americana che ha studiato e studia in particolare i processi di lettura. E ci ricorda in questo libro che il nostro cervello non è nato per leggere. La scrittura e la lettura sono dei fenomeni estremamente recenti se guardiamo tutta l'evoluzione del genere umano. E questo è stato reso possibile da un fenomeno che ha il nostro cervello di rimodellarsi, cioè i circuiti neuronali che erano preposti alla visione
alcuni di questi circuiti si sono rimodellati e sono stati adattati alla lettura. La lettura quindi non è altro che una visione specializzata. Noi prima di tutto un testo lo guardiamo prima ancora che leggerlo, e la stessa lettura non è altro che un guardare particolare. E questo è come avviene la lettura, forse dico cose che già conoscete, è un processo non lineare che avviene per questi meccanismi per fissazioni e saccadi. La fissazione sono punti del testo in cui si sofferma la pupilla, l'occhio, e poi delle saccadi sono dei rapidi movimenti che la pupilla compie per andare in un altro punto dove c'è una nuova fissazione. Quindi, come vedete, noi non leggiamo né parola per parola in un testo, in una frase, né in una singola parola lettera per lettera. Il nostro occhio e il nostro cervello compie dei salti e si sofferma solo su alcuni punti, su alcune lettere o gruppi di lettere, e da lì scatta un processo di predizione, cioè il nostro cervello tenta di indovinare le parole, quelle su cui si posa l'attenzione, ma anche quelle successive. Io so che se c'è una parola, un gruppo di parole, molto probabilmente dopo ne verrà un'altra, e quindi non mi serve leggere, soffermarmi lettera per lettera sulla parola che viene dopo, ma mi basta un'occhiata magari alle prime lettere o alla prima lettera. Qui è un esempio di pagina web dove sono stati registrati movimenti oculari. Vedete che si vede bene questo meccanismo, ma si vede anche come l'occhio procede per salti. Quindi non solo il processo di lettura relativo a una singola frase o un testo breve, ma tutto un testo viene esplorato in questa maniera. I punti più grandi rappresentano punti dove l'occhio si è soffermato più a lungo. Questi diagrammi sono ottenuti con l'eye tracking, che è uno strumento che misura appunto la fissazione della pupilla nei vari punti del testo, quindi come lo sguardo si sofferma nei vari punti di un testo, e più grande è il circolo che vediamo, più a lungo l'occhio si è soffermato su quel punto. Quindi questo perché? Perché il nostro cervello, per quello che dicevo prima, la lettura non è qualcosa di spontaneo, è un processo molto faticoso per il nostro cervello, che quindi lavora al risparmio, cerca quindi di inferire le caratteristiche di un testo e il significato piuttosto che leggerlo parola per parola, e quindi mette in atto dei meccanismi che aiutano a risparmiare, in questo caso un risparmio cognitivo, quindi a risparmiare sforzo cognitivo. E poi tutto questo viene anche influenzato dal tipo di obiettivo che abbiamo che ci guida su un testo, cioè lo leggiamo per la prima volta, vogliamo ritrovare qualcosa che abbiamo già letto, vogliamo rapidamente capire qual è il senso, il contenuto di quel testo senza leggerlo per intero e così via. E troverete alcune slide, poi ve le lascio, più scritte proprio per recuperare a posteriori alcuni dei concetti. Io mi soffermo su questo è un articolo su questo pattern di lettura ad F, ve l'ho riportato. Questo è quello che accade. Anche qui con l'eye tracking sono stati registrati movimenti oculari e vedete che c'è il giallo più scuro, l'arancio, indica zone dove l'occhio si è soffermato di più, le zone gialle invece sono zone dove l'occhio è passato ma più rapidamente, senza soffermarsi. E vedete che disegnano una sorta di F, cioè l'occhio che cosa fa? Guarda la prima o le prime righe di un testo, poi si sposta più in basso, legge ma non del tutto alcune delle righe successive e poi compie un movimento
verso il basso, leggendo quasi soltanto le primissime parole di quello che segue. Questo modello può prendere varie forme, vediamo un testo a sinistra, a destra è una pagina la scheda di un prodotto, al centro, scusate, a destra sono come questo avviene con i risultati di ricerca. Sappiamo benissimo che noi quando facciamo una ricerca osserviamo soltanto i primi risultati, poi man mano che scendiamo l'attenzione diminuisce. Poi oggi con l'intelligenza artificiale, per cui la ricerca ci dà molto spesso subito una risposta, le cose cambiano ancora. Però anche in quel caso noi avremo una lettura più attenta delle prime righe del testo e poi man mano un movimento dell'occhio verso il basso e meno in orizzontale, più in verticale, a disegnare appunto una F, una sorta di F. Poi sono stati classificati altri pattern di lettura, comunque il meccanismo è lo stesso, cioè l'occhio procede per salti, non vuole leggere immediatamente un testo, vuole prima capire che cosa c'è, che cosa contiene, di che cosa si parla, poi se c'è un interesse può scattare una lettura profonda, quindi una lettura molto più attenta che esamina, passa in rassegna e legge tutto il testo. In molti casi i due modelli, cioè quello di una lettura veloce ad F o simili e quelli di una lettura profonda si possono alternare. Cioè io arrivo in un punto dove trovo delle informazioni interessanti e scatta una lettura più profonda e poi di nuovo quando vedo che il testo va su altri argomenti di minore interesse per me, scatta nuovamente un meccanismo di lettura molto veloce. Perché le persone scansionano letteralmente come uno scanner il testo secondo questi modelli? Perché, come dicevo, seguono un principio del minimo sforzo, cioè la lettura è un processo che è faticoso per il nostro cervello e il cervello stesso cerca di eh, inferire il significato di un testo nella maniera più veloce possibile. Tutto questo, che avveniva anche prima, è reso più complesso e più incisivo dai tempi che viviamo, cioè oggi siamo bombardati di informazione, viviamo in una società che vive un sovraccarico di informazione, non una scarsità come poteva essere eh, decenni, secoli indietro, e quindi il nostro cervello è ancora più orientato a mettere in atto questi meccanismi, queste scorciatoie, più che in passato perché l'informazione che riceve e l'attenzione è attirata in tantissime direzioni diverse. Noi abbiamo difficoltà a digerire tutto quello che ci viene incontro, anche informazioni che noi abbiamo selezionato, e quindi il nostro cervello cerca di lavorare a risparmio. Quindi questi processi oggi si esasperano e in particolare ci sono due tecniche che si applicano e che originano quel pattern AF o pattern simili. Uno è lo scanning, cioè io esploro un testo alla ricerca di un'informazione specifica che deve rispondere a una domanda, a un bisogno che ho. Quindi non so, sto facendo la tesi di laurea, devo leggere, consultare i tanti libri, non leggo di ogni libro tutto quanto, cerco di individuare qual è la parte di quel libro o di quel capitolo che interessa l'argomento che sto approfondendo per la tesi e quindi faccio uno scanning, cioè vado molto veloce in alcune parti del testo, addirittura lo salto e rallento nel momento in cui trovo un'informazione che è di mio interesse. Lo skimming, che letteralmente vuol dire scrematura,
è proprio un lavoro di scrematura del testo. Quindi io esploro un testo dando rapide occhiate, come abbiamo visto, per cercare di cogliere il senso, il significato generale. Solo quando individuo qualcosa che mi interessa, allora scatta, o se questo prima processo trova degli elementi che catturano la mia attenzione, allora può scattare una lettura più profonda. E quindi riprendo dall'inizio il testo, ma lo leggo con maggiore attenzione, cioè scatta una lettura profonda. In questo articolo, sempre Marian Wolf diceva che oggi lo skimming è la nuova normalità, cioè il primo approccio con un testo, nella maggioranza dei casi è quello dello skimming, di una lettura di tipo skimming. Solo in un secondo momento può scattare una lettura più sorvegliata. E chiaramente questo ha degli impatti profondi, perché il rischio è quello di un depotenziamento della nostra capacità di lettura profonda, di attenzione, eccetera. Non si tratta di fare una guerra tra carta e web o digitale, semplicemente prendere coscienza che c'è questo fenomeno, che tutti noi in qualche modo lo mettiamo in atto e quindi cercare di esserne consapevoli. E quindi qui ho ricapitolato quello che vi ho già raccontato, quindi vige un principio del minimo sforzo, il nostro cervello lavora al risparmio e lo skimming è una sorta di comportamento di default, quindi quello che scatta di primo acchito quando siamo di fronte a un testo nuovo. Cambio velocemente presentazione per praticità, l'ho spezzata. Quindi questo è quello che avviene oggi. Vediamo come progettare un testo, in particolare la struttura di un testo, la sua architettura, perché vada incontro a questi processi che avvengono, a queste modalità di lettura, che non significa banalmente far sì che un testo sia il più possibile leggero, nel senso di frivolo, che che non favorisca l'attenzione e così via, ma fare in modo di, attraverso, agganciando il lettore anche attraverso questi meccanismi di lettura veloce, fare in modo che poi guidarlo verso una lettura più approfondita. Quindi in qualche modo lasciare libertà. Quindi l'idea è quello di passare da un'idea del testo come un blocco unico, del testo del capitolo o del paragrafo, a un'idea invece di un testo che è stratificato, quindi composto di più elementi. E qui ho riportato le parole di Luisa Carrada, che è una copywriter italiana tra le più conosciute, autrice anche di diversi libri sulla scrittura, e lei dice: cambiate il vostro modo di pensare il testo sul web e sulla carta, provate a pensarlo a strati, come una sorta di mille foglie. Questo che cosa implica? Che noi possiamo cominciare a strutturare il testo in più livelli, quindi abbiamo un titolo, abbiamo un abstract, possiamo avere un testo di un indice, un testo di primo livello, un testo, un secondo blocco che va un pochino più in profondità e così via. E fare in modo che ognuno di questi strati sia specializzato per una funzione. L'idea è che questo approccio sia ricorsivo, cioè che anche il singolo strato che io ho possa essere concepito di più strati, cioè di più elementi, possa essere visto come stratificato. Vediamo questo che significa. A livello del testo significa che le informazioni più importanti vanno in cima. Quindi io, quando si apre un testo, parliamo di testi ovviamente
tecnico-scientifici, di manualistica, di articoli scientifici. Chiaramente il testo letterario ha altre caratteristiche, può permettersi di saltare, di contraddire queste regole. In generale vale una sorta di regola, potremmo dire, che dice in alto, le cose più importanti vanno in alto e a sinistra. Quindi a livello dell'intero testo, le informazioni più importanti in cima, a livello del paragrafo, i periodi più importanti andrebbero in cima, o quantomeno un periodo che sintetizzi in sé uno o più, che sintetizzino quello che poi viene dopo, in modo che già leggendo l'inizio di un paragrafo io mi faccio un'idea di quello che troverò dopo. E a livello di singolo periodo, anche qui le parole più importanti andrebbero possibilmente a sinistra. Ovviamente questo perché avviene? No, volevo prima dire un'altra cosa, ma forse la slide è successiva. Cioè prendere sempre con le pinze, con le dovute cautele queste indicazioni perché valgono, ma se rispettare questi requisiti ci costringe a scrivere un testo, a deformare il testo, allora questo non funziona più. La comprensibilità generale deve essere in cima, in prima posizione. Nel web questo perché è importante? Parto dal web, perché noi non sappiamo da dove e come arriva un lettore sulla pagina che abbiamo progettato, quindi su un testo. Potrebbe avvenire da un motore di ricerca, potrebbe atterrare attraverso un altro link, potrebbe essere atterrato e atterrare su una parte specifica del testo. Quindi dobbiamo concepire il testo come un ecosistema che sia aperto, cioè quindi possibile, fruibile in più modi, dotato di più punti d'ingresso relativamente autonomi. Cioè se io comincio a leggere da un paragrafo, quel paragrafo dovrebbe comunque darmi un'informazione del contesto in cui è collocato e di quello che, come dicevo prima, di quello che contiene. E quindi l'idea è quella di una sorta di costruzione Lego che se anche io smonto, ogni mattoncino continua ad avere una sua autonomia e quindi un suo significato. Questo meccanismo però, che si è affermato soprattutto nel digitale, perché la lettura a schermo è più faticosa, quantomeno lo è tutt'oggi, ma lo era particolarmente nei primi anni del web. Adesso ci sono monitor o lettori di ebook che hanno display molto avanzati. Questo meccanismo che si è sviluppato soprattutto nel digitale ha retroagito e sta retroagendo anche sulla carta, per cui questa abitudine che noi abbiamo acquisito soprattutto col digitale si sta diffondendo e sta influenzando anche la carta e quindi anche quando utilizziamo un libro di carta tendiamo a mettere in atto questi meccanismi che abbiamo visto, cioè lo scanning, lo skimming, il percorso ad F comunque non lineare di esplorazione del testo. E quindi anche i libri, se ci avete fatto caso, molti libri si sono, soprattutto relativi alla manualistica, si sono modificati. I capitoli sono più corti, c'è una scansione in paragrafi più forte, quindi paragrafi relativamente brevi e più numerosi, ci sono una serie di apparati che aiutano l'orientamento e così via. Quindi, per dare qualche regola pratica, abbiamo detto a livello di intero testo, concepiamo il testo a strati o a blocchi, piuttosto che come un'entità monolitica. Possiamo immaginare che ogni strato corrisponda a un paragrafo
un argomento per strato, quindi un argomento per paragrafo sarebbe l'ideale, quindi evitare di trattare in un unico paragrafo più argomenti. Se ho più argomenti faccio più paragrafi. Un titolo breve e che sia illustrativo di quello che viene dopo per ogni paragrafo, e immagini, video, audio possono essere degli elementi complementari che costituiscono altri strati. Se guardiamo al singolo paragrafo, quindi al singolo strato, in maniera ricorsiva possiamo vederlo costruito di più substrati, che sono i capoversi, le frasi. Anche la frase dovrebbe avere questa tendenza a tenere la sinistra, cioè ad avere le parole più importanti all'inizio. E quindi una sorta di regola generale potrebbe essere che le informazioni più importanti vanno in cima a livello generale, a livello di singolo paragrafo i capoversi, le frasi più importanti vengono prima, a livello di titolo o di periodo le parole chiave in prima posizione a sinistra. Sono anche le regole che in genere vengono indicate per ottimizzare i testi per i motori di ricerca. In genere si suggeriscono questi accorgimenti, però anche qui se seguire queste regole porta ad avere risultati che sono innaturali del testo, allora meglio infrangerle, ma avere un testo che sia naturale. Diciamo, valgono come riferimenti, poi non devono diventare una gabbia da cui, che appunto ci imprigiona piuttosto che aiutarci. Sono un po' una traccia che ci aiuta e che teniamo come riferimento fin tanto che funziona, fin tanto che ci serve e che buttiamo nel momento in cui dobbiamo fare delle capriole testuali nella scrittura per rispettarle. Ecco, questa è la slide che cercavo prima. La regola più importante è infrangere queste regole se osservarle crea più danni che infrangerle. E vi volevo far vedere adesso qualche esempio. Questo è un articolo di un sito che si occupa di usabilità, quindi facilità, come rendere le interfacce facili da usare. Ma anche i suoi articoli sono strutturati in maniera molto rigorosa. Se vedete già da questo screenshot dove a malapena si legge il testo, e l'ho fatto apposta proprio per far vedere come il testo è concepito in strati, in blocchi, sia la parte di sinistra, che è il testo principale, sia anche la colonna di destra, dove vedete ci sono download, quindi cose che si possono scaricare, corsi collegati, argomenti collegati. E qui li ho colorati. Appunto, somiglia a una sorta di Lego. Vedete, c'è un titolo molto grande, poi l'autore, poi c'è sempre un abstract più o meno di quel numero di battute, c'è un sommario e poi dei paragrafi piuttosto brevi e dei box, questi in grigio, tips, dove vengono sintetizzati in maniera infografica alcuni concetti che sono stati esplorati nel paragrafo precedente o nel successivo. Vale a dire, sono una sorta di sintesi con dei link di approfondimento di quello che è stato, sintesi con delle immagini di quello che è stato detto in precedenza. E quindi questo tipo di struttura che cosa fa? Aiuta quel processo di skimming, cioè io con rapide occhiate, scorrendo il testo, posso farmi un'idea di come è costruito, di quali sono le sue unità logiche,
di quello che troverò attraverso l'indice dentro il testo. Non sono articoli lunghissimi, però sono articoli di 1 migliaio più o meno di battute in genere, quindi relativamente lunghi. Per cui un conto è scorrere col mouse, un conto se mi trovo un indice con le ancore che mi portano direttamente a quel paragrafo, che mi danno un'idea, scorrendo i titoli, mi danno un'idea di quello che trovo. È chiaro che questo funziona se il titolo è significativo, cioè è un titolo piano, plain, che mi aiuta a capire quello che c'è dentro. Se il titolo è in burocratese, chiaramente non mi aiuta più a capire di che cosa si parla in quel paragrafo. E facilita anche quello scanning che dicevamo, cioè la possibilità di andare direttamente a un punto di interesse tralasciando il resto. Di nuovo l'indice o i paragrafi, i titoli di paragrafo e, e gli altri strumenti. Quindi, e l'altro aspetto, il terzo, è che posso decidere anche quali parti portarmi a casa, cioè quali parti approfondire, leggere e quali no. Quindi sia che io provenga da una ricerca con un motore di ricerca, quindi sono interessato soltanto a degli aspetti specifici che sono quelli che ho cercato col motore e il motore tra i risultati mi ha restituito questo, sia che io provenga da un altro percorso o abbia trovato quest'articolo e voglio leggerlo tutto, ha la possibilità comunque di, diciamo, ognuno ha, per riprendere la metafora del millefoglie, ognuno ha la possibilità di soddisfare il proprio appetito. Se, come dice Luisa Carrara, voglio fare uno spuntino, se voglio fare un pasto ma leggero o se voglio farmi un pasto completo. E poi l'altro aspetto importante è l'ordine in cui mettiamo le informazioni. Come si diceva, le più importanti in alto. Qui ho presentato ho incollato l'intera pagina, in tutta la sua lunghezza, di un articolo del Financial Times. Proprio per far vedere, qui non si legge niente, però vedete che semplicemente scorrendolo con l'occhio si individuano facilmente dei blocchi, cioè dei paragrafi, delle immagini, dei titoli intermedi che aiutano questo processo. È importante in questo senso che i miei mattoncini o i miei strati del millefoglie siano disposti secondo un criterio che sia percepibile. Quindi adottare un criterio e renderlo esplicito sono aspetti importanti. Vediamo anche qui quali possono essere, dipende dall'argomento, dalla finalità di quello che sto scrivendo, ma torno di nuovo all'esempio di una tesi, visto che è un argomento penso vicino a voi o che comunque, con cui comunque prima o poi vi confronterete. E penso al momento della discussione in cui la commissione, c'è il relatore e il correlatore che hanno letto, si spera dovrebbero aver letto tutta la tesi, e ci possono essere altri che la prendono in mano in quel momento e la sfogliano. Allora, nel momento in cui la sfogliano, cercano di farsi un'idea della tesi e anche del suo livello attraverso un processo che è di skimming probabilmente o di scanning. E quindi tutto quello che abbiamo detto vale per un testo, anche se la tesi poi viene stampata, vale ugualmente anche per il cartaceo. E quali possono essere l'ordine, la sequenza che si adotta? Può essere quella dal generale al particolare, oppure dal semplice al complesso, quello per utilità o importanza, la successione nel tempo, se io sto descrivendo un'azione che le persone devono fare, non so, l'apertura di un conto corrente. Allora ti dico quali sono le fasi e quindi la successione sarà quella temporale, l'evoluzione e così via.
Ecco, qui ho riportato l'esempio di un conto, la pagina che illustra un conto corrente, quindi un prodotto bancario, e vedete anche qui non si legge niente, ho riportato la pagina in tutta la sua lunghezza, però si percepisce come è stata divisa chiaramente in blocchi e qual è anche la sequenza logica di questi blocchi. Cioè c'è una prima parte che descrive in generale il conto e le sue caratteristiche fondamentali, poi c'è come aprirlo, perché scegliere questo conto e poi alla fine quanto costa. Forse il quanto costa io l'avrei messo anche subito, perché averlo alla fine sa un po' di voler nascondere un'informazione che è importante, però ad ogni modo c'è una struttura logica chiara e anche qui una pagina concepita per lo scanning o per lo skimming. All'interno del testo possiamo utilizzare ulteriori elementi come ancore visive, come ancore per l'occhio. Qui sono due articoli, di nuovo a pagina completa o quasi, a tutta pagina. Una di una rivista che si chiama Doppio Zero, che è una rivista di letteratura e società molto bella, i cui articoli però non hanno la minima distinzione in paragrafi, cioè è un blocco di testo dall'inizio alla fine. Ci sono dei capoversi, degli a capo, ma non ci sono dei paragrafi con dei titoli. Quindi o io leggo dall'inizio oppure faccio fatica a farmi un'idea di che cosa si parla in quell'articolo e anche a leggerlo, perché poi questa scansione che dicevamo non favorisce solo il processo di lettura veloce, ma aiuta anche quando io entro in una modalità di lettura profonda. A destra invece un articolo di un sito che riguarda l'ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca, la cosiddetta SEO, Search Engine Optimization, e vedete come invece qui sono più chiari dei blocchi, cioè ho un abstract, quello nero sotto la figura, ho un indice, ho dei paragrafi e sottoparagrafi piuttosto brevi. Tutto questo aiuta quei processi che abbiamo visto. Rende anche proprio all'apparenza il testo più fruibile rispetto a un testo intero dove questa suddivisione manca. E qui ancora ho messo a confronto l'articolo che vedevamo prima, ben fatto, di Yoast, con un altro relativo a un software dove addirittura vengono utilizzati dei box colorati per mettere in evidenza alcuni contenuti, alcuni link o sintetizzare quello che è stato detto nei paragrafi precedenti, nel paragrafo precedente. Quindi è un ulteriore accorgimento per aiutare le persone a orientarsi nel testo. Quindi i link, per esempio nel caso di contenuti digitali, i grassetti, box colorati o box non colorati, quello che sia, che si utilizzano anche nei libri ormai, sono tutti elementi ancore visivi che aiutano questo processo di scansione del testo. E relativamente ai link, andrei direttamente qui con un esempio. No, non lo ritrovo, allora riparto. Allora, avere troppi link all'interno di un testo può creare distrazione, è l'opposto. Quindi un link è un'ancora visiva, perché è un oggetto colorato e normalmente sottolineato.
Se io però ne ho troppi che vengono in evidenza, questo crea rumore visivo e soprattutto per persone che abbiano disturbi specifici dell'apprendimento o disturbi dell'attenzione, come la DHD, sortiscono l'effetto opposto, quello di un disordine visivo che è respingente, mentre invece si consiglia di distribuire i link, diciamo di usare solo quelli veramente utili, quindi il link deve essere un approfondimento contestuale che è rilevante per quello che si sta dicendo. Se ho molti link comunque, anche facendo un lavoro di scrematura, può essere utile creare una gerarchia. Quindi, come vedevamo prima, un po' ne metto nel testo, come in questo caso qui a destra di Notion, un po' ne metto in dei box. Il box mi aiuta a individuare facilmente un insieme di link e se sono di interesse percorrerli, se non mi interessano li salto, ma sono ben delimitati dal box e quindi evitano nel testo invece di sinistra, vedete che già ce ne sono parecchi, però spesso in sequenza e quindi in qualche modo generano una sorta di ansia anche nel lettore normale, perché io mi trovo un primo link, poi subito dopo un altro link, poi un altro ancora, che può essere insomma destabilizzante. Relativamente sempre al link, sarebbe utile utilizzare come ancora, quindi come testo del link, delle parole chiave che siano relative a quello che troverò nella destinazione. Quindi, per esempio, forme come clicca qui, eh, scopri di più, non sono efficaci perché non mi dicono che cosa scoprirò di più cliccando quel link. Sì, lo posso intuire dal contesto, ma è molto più efficace se inserisco come link parole chiave che spiegano il senso e dove atterrerò con quel link. I link, quando si fa lo scanning o lo skimming di una pagina, sono anche delle ancore visive che mi aiutano a capire meglio il contenuto, a contestualizzare il contenuto che sto scorrendo. In più, tenete conto che spesso un comportamento tipico a cui a volte non pensiamo è quello di persone che tornano su un articolo che hanno già letto per ritrovare qualcosa. E ritrovare anche semplicemente un link è molto più facile se si utilizzano questi accorgimenti. Quindi ritrovare un link, per esempio, di interesse o un testo che era vicino, mi ricordo che era vicino a un link, è molto più facile se quel link contiene delle parole chiave significative, piuttosto che se invece è rappresentato da parole come clicca qui o come scopri di più. E relativamente al grassetto, sempre Luisa Carrada dice di stare attenti a non abusare del grassetto, perché il grassetto è un'evidenza, un'evidenziazione. Se io comincio a mettere grassetti dappertutto, si perde la sua utilità, cioè tutto in evidenza è come niente in evidenza. Spesso lei diceva la soluzione è utile, cioè invece che mettere il grassetto, spostiamo quella parola all'inizio o alla fine del capoverso o facciamone un elenco, automaticamente otterremo una maggiore visibilità di quella parola o di quel gruppo di parole. Un esempio, questo è mio, una cosa che avevo scritto io, vedete la destra e la sinistra, diciamo, il prima della cura, dove c'erano in grassetto due elementi,
che figurano alla fine di due frasi, e vabbè, non è che fossero un errore irreparabile, però a un certo punto mi sono reso conto che se io invertivo e quindi mettevo quello che era in grassetto all'inizio della frase, tutto risultava più scorrevole. Quindi anziché la particolarità delle storie è eh, il detour, l'imprevisto, la cosa che non va per il verso giusto, capovolgendo il detour, l'imprevisto, la cosa che non va per il verso giusto sono al centro delle storie, eccetera. Poi il secondo capoverso, la pluralità dei punti di vista e delle discipline, di nuovo il focus sta all'inizio della frase, sono l'altra caratteristica di questo libro. Quando io faccio una scansione del testo, trovo all'inizio della frase le parole più importanti, il detour, l'imprevisto, la cosa che non va, mentre invece è diverso avere la particolarità delle storie di facilitazione, eccetera. La pluralità dei punti di vista, cioè mi dice qual è l'oggetto di quella frase, no? E la seconda parte, diciamo, è quella che è meno importante o che la completa. E in questa maniera posso anche rinunciare al grassetto, perché, come dice Luisa Carrada, ho portato più vicino alla luce, alla finestra, questi due porzioni di testo. Quindi, in sintesi, concepiamo il testo a strati, posizioniamo gli strati più importanti in cima, facciamo in modo che questi strati contengano l'essenza del testo, che verrà approfondito dopo, diamo un titolo a ogni strato e dedichiamo a ogni strato un singolo argomento. Raggruppiamo, se vogliamo, mediante accorgimenti visivi, i contenuti che possono essere correlati a quello che stiamo discutendo, quindi altri articoli collegati, link di approfondimento, eccetera. A livello del microtesto, invece, quindi della singola frase o della parte di frase, eh, inseriamo anche qui all'inizio dello strato le parole più importanti. Lo stesso vale per i titoli, per i sottotitoli. Se possibile, mettiamo all'inizio del titolo le parole più importanti o più rilevanti. Usiamo parole significative come ancora del link, quindi come testo del link. Usiamo il grassetto, ma con parsimonia. Io ho una parte ancora sulla tipografia, però se ci sono domande già su questo, io mi fermo e discutiamo insieme delle vostre richieste, anche dubbi, anche obiezioni. Sì, vedo già una mano alzata. Allora sì, c'è qualcuno da casa, vedo sì, qualcuno che ha alzato la mano. Mi Sonia? sentite? Sì, mi Sì, sì, sentite? sì. Sì, ok, buongiorno. 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 Allora, sì, no, no, io ho una piccola domanda. Siccome di solito viene considerato che diciamo, il tema e il rema, ecco, riguardo a quello che si dice del tema e del rema, che quindi il tema è l'informazione che si conosce già e il rema è l'informazione che si nuova e di solito si dice che si dovrebbe metterla alla fine della frase. Ecco, volevo un po' capire come, che cosa si è visto adesso con questi nuovi modi di considerare il testo, se è rivoluzionato anche questo aspetto qua o meno, ecco, ecco. Sono una collega Sì, scusi, ecco, non mi sono presentata. sì, Grazie. diciamo che in alcuni casi, come l'esempio che facevo vedere alla fine, si ha una sorta di topicalizzazione, no? Cioè io inverto in qualche modo l'ordine naturale per avere in evidenza alcuni termini. Anche qui, se questo cambiamento significa
poi produrre un testo che non è naturale o che è distorto, allora rinuncio. Se può aiutare, può essere appunto un elemento da sfruttare, però sempre senza trasformarlo in una gabbia, ecco. Poi posso avere molte altre frasi, non so, nell'ordine naturale. Questo può essere un accorgimento utile soprattutto nelle frasi iniziali di sì, per le frasi iniziali di un paragrafo, per per una abstract o simili, dove voglio cercare di dare un po' tutto il succo in poche parole, il succo di quello che verrà dopo. Dopo posso tranquillamente riprendere uno stile più piano, diciamo. Ok, sì, sì, quindi sono più accorgimento per attrarre sì, lo sguardo, ma poi dopo nel Sì, discorso cambia di nuovo. Ok, grazie. Mm. Grazie Sonia Gerolimic. Io avrei una domanda così che mi sembra entri poi nel flusso del discorso. Quando si dice che bisognerebbe scrivere come si parla, mi sono resa conto guardando l'esempio che avevi dato, mi pare per ultimo, quello in cui si inizia, una caratteristica del testo, per esempio, è, non so, andare direttamente al punto. Non so se mi si sente, mi sembra quasi sì, interrotto. Sì. Ehm, il, ehm, quindi la mia domanda è, quando si dice che bisognerebbe scrivere come si parla, in realtà questo poi cambia nel momento in cui io guardo soprattutto come si muovono gli occhi, ho capito bene? eh, non ho capito bene la domanda, scusa se puoi Intendevo dire, riformulare. se nell'esempio, forse diventa più chiaro se si torna alla slide precedente. Riprendo, sì. Sì, grazie. Eh, Sì, quella dove c'era questo, l'esempio. la recensione di un libro. Sì, ecco, Giusto. questo qui. Io se poniamo magari parlando a voce, io potrei dare più spessore, più enfasi al momento dove si trova il grassetto, quindi la particolarità è il detour, l'imprevisto, qualcosa in cui io posso far valere il tono della voce. Mentre quest'idea che viene consigliata di solito di scrivere come si parla, questo può portare a una maniera di scrivere in cui poi sono obbligato a mettere il grassetto perché in realtà sto imitando un po' l'enfasi all'orale, Ah, forse. ok. Beh, sì, diciamo che questo sottolinea il fatto che parlato e scritto sono due modalità linguistiche diverse per forza di cose e quindi ehm, si può anche dire sì, scriviamo come guardando al parlato nel senso di non utilizzare termini troppo difficili o forme troppo complesse, però è anche vero che lo scritto è lo scritto e che ehm, è dimostrato che anche testi complessi possono avere molta fortuna anche sul web se scritti bene, cioè se utilizzando anche questi accorgimenti senza snaturare il testo. Quindi direi che sono due binari distinti che devono rimanere distinti, perché altrimenti si entra in un po' una confusione, ecco. Grazie, grazie, molto chiaro. Mi sembra che non ci siano altre domande, allora forse possiamo procedere. Allora, io qui vi proporrei allora in chiusura delle note su tipografia e leggibilità, cioè che rapporto c'è tra proprio aspetti tipografici del testo e dell'impaginazione e la leggibilità, quindi il font, l'ampiezza di una riga, l'interlinea, frase, paragrafo.
Questo vale sia quello che vedremo per l'analogico sia per il digitale, perché, come dicevo, abitudini che sono state acquisite in ambito digitale stanno retroagendo sul mondo analogico, e anche perché ormai molti testi nascono in doppia modalità, cioè escono molti romanzi, manuali, sia in formato cartaceo sia in formato digitale. Per font intendiamo le diverse famiglie di carattere, no? Quindi quelli come il Times, Times New Roman, l'Arial, il Verdana e così via. Allora, la dimensione ideale che il testo principale di un contenuto dovrebbe avere è 16 pixel a monitor, che normalmente corrisponde a 12 punti di un testo cartaceo o che leggiamo su un e-reader, ma più vicino rispetto al monitor che in genere sta più lontano da noi. Questo fa sì che anche le righe non siano troppo lunghe, che vediamo che è un problema. Le obiezioni possono essere che un testo più piccolo evita lo scroll della pagina. In realtà questo non è vero, perché lo scrolling è un comportamento naturale sul web e anche su telefono, quindi questo non rappresenta un'obiezione reale. Qualcuno obietta dicendo che l'utente può aumentare la dimensione del testo utilizzando lo zoom del browser. In realtà molte persone ignorano questa funzione e quindi in genere lasciano il browser con le impostazioni di default. Pagine più dense di contenuto possono sembrare più ricche o professionali. Non è vero, un testo più fitto diventa meno leggibile, produce stress e abbassa anche, lo dicono le indagini fatte, il valore percepito dell'azienda o comunque dell'autore, se è un singolo. E qui alcuni esempi. Financial Times, uno dei quotidiani più autorevoli del mondo, utilizza come dimensione del carattere 20 pixel, quindi ben sopra i 16. E vedete quanto spazio bianco, rosa, insomma, viene lasciato a destra. New York Times 20 pixel nella versione desktop, nella versione mobile 18 pixel, quindi appena un pochino meno, comunque sopra i 16, la soglia dei 16. Questo l'ho detto, appunto, la corrispondenza tra pixel e punti in genere è un pixel 0,75 punti, quindi 16 pixel più o meno sono intorno ai 12 punti. Quindi quando scrivete su Word il testo principale, quindi non i titoli o altri tipi di testo, non so, le note che possono essere più piccoli e i titoli naturalmente più grandi, ma il testo principale dovrebbe stare intorno ai 12 punti o superiori, perché scendendo sotto si diminuisce la leggibilità anche nel cartaceo. E qui ho portato l'esempio di un libro di un professore di Venezia che è anche Luciano Perondi, un progettista di caratteri. La dimensione del font è 12 punti. Vedete tra l'altro che il testo non è giustificato, quindi viene lasciato, come si dice, disposto a bandiera, quindi allineato a sinistra e non allineato a destra. Per quanto riguarda i vari tipi di font, la famiglia, insomma, dicevo come esempio il Times New Roman, che è un font con grazie, si dice, cioè ha dei riccioletti al termine dei vari caratteri, mentre invece il testo che vedete qui è un testo senza grazie, perché, detto anche bastoni, perché non ha questi riccioletti. Se vedete non so, la T
o la L sono una linea diritta senza alcuna decorazione, diciamo. Ecco, gli studi dicono che non c'è un font che è più leggibile, una famiglia più leggibile di altre in senso assoluto, ma che dipende molto dall'abitudine. Quindi se io sono più abituato a leggere con caratteri, con grazie, preferirò quel tipo di caratteri. Se sono, dipende dal tipo di lettura anche che sto facendo e dipende anche dall'età. Volevo dire un'altra cosa, passata di mente. Ehm, i lettori di ebook permettono infatti di settare diversi tipi di caratteri, cioè il formato ebook permette di modificare il carattere, quindi averlo su sfondo bianco oppure no, bianco su fondo nero, ma anche di modificare proprio la famiglia di caratteri, in particolare avere caratteri senza grazie, come questo delle slide, oppure caratteri con le grazie. Per quanto riguarda le righe, ecco, una riga dovrebbe essere, l'ampiezza di una riga dovrebbe stare tra le 45 e le 75 battute, spazi inclusi. Questa impostazione facilita il processo di lettura, cioè facilita quell'alternanza di fissazioni saccadi, e ne deriva che lo spazio bianco non è spazio perso, quindi riempire completamente una pagina perché rimangono delle zone bianche non è una giustificazione per allungare troppo le righe. E anche qui potremmo obiettare che righe più lunghe evitano lo scroll, ma come dicevamo prima lo scroll è un comportamento naturale sul web. Pagine più dense di contenuto sono più ricche e professionali, non è vero, perché il testo troppo fitto è meno leggibile e crea una percezione, un valore basso nella percezione dell'azienda o dell'autore. E anche qui ho riportato l'esempio del Financial Times. Una riga normalmente sta intorno alle 65 battute, chiaramente ci sono righe un po' più lunghe e righe un po' più corte, però sta diciamo sotto la soglia massima. Total Energies, una riga tutta pagina, 160 battute. Qui l'occhio fatica perché non riesce a cogliere la riga in tutta la sua lunghezza, e quindi quel processo per fissazione saccadi è molto più faticoso. C'è uno strumento come questo per misurare la lunghezza in caratteri di un testo, quindi si può copiare, incollare qui e il sistema ci restituisce, vedete, il numero di parole, caratteri con spazi, tipo di quante frasi, eccetera. Il libro che vedevamo prima di Perondi ha una lunghezza media della riga di 60 caratteri, spazi inclusi, e rinuncia alla giustificazione del testo, perché la giustificazione fa sì che, cioè, il programma di videoscrittura, per ottenere un allineamento anche a destra, crea degli spazi tra le parole variabili, che non sono sempre uguali. Quindi io potrei avere è interessante con uno spazio tra la e l'interessante di un tot, e poi interessante come lo spazio invece aumenta o diminuisce, perché devo far allineare a sinistra, a destra le righe. Questo crea grossi problemi di lettura anche non ce ne rendiamo conto, ma rallenta la leggibilità, la lettura anche in soggetti normali. Ma persone che possono essere dislessiche o con disturbi dell'attenzione
faticano moltissimo a leggere i testi che sono giustificati, proprio perché per la variabilità dello spazio che c'è tra parola e parola. Invece se lo spazio rimane sempre lo stesso, coerente, allora la leggibilità aumenta. Ecco, questo è il contratto per l'apertura di un conto corrente. Non so se è stato fatto, mi viene in mente un po' così, che sia stato fatto ad arte, però vedete ha righe lunghissime e carattere piccolissimo, quindi il peggio dei due mondi, e quindi scarsa leggibilità, quindi più fatica a leggere, quindi più facile che mi sfuggano delle informazioni importanti. Addirittura ci sono degli elenchi, non so se riuscite a coglierli, 1, 2, 3, 4, che non sono messi in elenco come un elenco puntato, ma sono messi uno di seguito all'altro. Quindi veramente è sadico questo testo, insomma. Anche qui la parte di help del sito della Vodafone ha il font proprio al limite della leggibilità 16 pixel, però bisogna tener conto anche che i 16 pixel di una famiglia di font possono essere più grandi o più piccoli rispetto a quelli di un'altra famiglia. Qui viene utilizzato un font che già di per sé è molto piccolo, quindi 16 pixel di questo font, che è un font proprietario dell'Adobe, della Vodafone, fanno sì che siamo proprio a un livello minimo del testo. In più la riga è molto lunga, l'interlinea molto bassa e quindi ne deriva una leggibilità del testo scarsa. L'interlinea, una buona interlinea per una buona leggibilità dovrebbe essere 1,5 volte la dimensione del carattere, cioè il 150% del carattere. Questo perché se io ho un testo troppo fitto, l'occhio tende a fatica a mantenere il focus su una riga e quindi facilmente si sbaglia. Vi sarà capitato che leggendo qualcosa tendete a saltare una riga e andare in quella sotto, oppure tornare in quella che avete già letto, perché l'occhio appunto fatica a individuare le righe. Se l'interlinea invece è troppo ampia, rompe la continuità del testo, cioè rompe quella possibilità di fare skimming o scanning. Quindi la via di mezzo è questo. Il New York Times ha un font che è grande 20 pixel, l'interlinea è 30 pixel, vedete, proprio esattamente 1,5 volte. Per quanto riguarda la frase e il periodo, ho riportato delle misure anche qui da prendere con le pinze, però in genere come lunghezza ideale di una frase si raccomanda tra le 15 e 25 parole. Questo in genere assicura una leggibilità alta. Oltre le 30-35 parole la leggibilità diminuisce. In questo caso allora è meglio spezzare un periodo in frasi più brevi, in 2 o più frasi. Per quanto riguarda un paragrafo, in genere la lunghezza ideale sta tra le 50 e le 150 parole. Però anche qui dobbiamo tenere conto del registro, dello scopo e anche del supporto, se è cartaceo, digitale o che tipo di supporto digitale. Quindi valgono come indicazioni di massima che sono state rilevate da studi, tramite studi insomma sul campo, ma
ma anche qui da prendere insomma un po' con una certa elasticità. E concludo con queste, vi lascio questo decalogo, in realtà non sono 10 punti, sono 5 di Orwell, che in un suo saggio dava queste indicazioni. Quindi non utilizzare una parola lunga se ce n'è una più breve, se è possibile eliminare una parola, eliminala. Non usare il passivo quando se puoi utilizzare la formativa, non utilizzare una frase straniera o gergale quando ce n'è una conosciuta, equivalente. Rompi, come dicevamo anche noi, una di queste, infrangi una di queste regole, qualsiasi di queste regole, se ti porta a dire qualcosa di barbaro. Ecco, io con questo ho finito, vi lascio ancora un po' questa slide se volete rileggere le massime di Orwell. E grazie. Allora, grazie davvero Luca Rosati per questa conferenza ricca di spunti. Apprezzo particolarmente la citazione di George Orwell, che è considerato un po' l'iniziatore, se vogliamo, del movimento Plain Language, almeno quella pubblicazione di Politics and the English Language. Allora, mi chiedono dall'aula se potrebbe rimettere la slide dove si vede la citazione di Orwell, per favore. Sì, allora ricondivido lo schermo. Grazie. Eh, Poi sì, ci vuole la volontà, no, per poter poi andare incontro a questo tipo di principi, almeno io ricordando quello che poi è accaduto dopo la pubblicazione di questo volumetto, insomma il governo inglese si è attivato per dare insomma, un impulso a una migliore redazione dei documenti governativi, quindi quello è stato veramente interessante e importante. Io davvero ti ringrazio, è stato molto interessante per noi, mi metto un po' dal punto di vista degli studenti, noi abbiamo lavorato molto su testi di tipo procedurale e di tipo esplicativo, quindi dove bisogna veramente partire dal punto di vista del ricevente e per andare incontro poi a quelle che sono le necessità e i bisogni del lettore. E mi sembra che quello che hai messo in evidenza con questo intervento, che a volte il lettore ha dei bisogni che non sa nemmeno di avere, nel senso che Sì, l'architettura di un testo, di una pagina è veramente molto complessa. Io negli anni ho letto alcuni di questi quotidiani, anche siti online che hai menzionato tu, ed effettivamente ho avuto la percezione di una migliore leggibilità della pagina rispetto ad altri siti, però oltre a questa nozione generale di leggibilità non era stato possibile andare oltre. Quindi tu spiegavi che c'è una scelta, oltre che dei font, anche della nitidezza, se vogliamo, del carattere. sì. Quindi dietro questo immagino c'è una scelta più che ragionata e quindi ci si chiede poi, come dicevi, se c'è una scelta ragionata anche nel non fare poi la stessa cosa. Quindi. Sì, poi la scelta del font dipende anche molto da questioni così, di identità dell'azienda o del marchio, quindi però è sicuramente un aspetto importante, ecco, perché come dicevo all'inizio, noi un testo prima di tutto lo guardiamo, prima ancora che leggerlo, e quindi il modo in cui quel testo è scritto chiaramente ha un impatto notevole. Penso alle miniature fatte
a mano medievali, no? Che hanno un carattere particolare, riconoscibile. Va bene. Allora Aggiungo io se... che Sì, prego. soprattutto mi rivolgo agli studenti e studentesse, è un mestiere oggi questo qui, insomma, della scrittura, del plain language molto richiesto anche, insomma, anche nell'ambito del digitale. Quindi a chi di voi ha passione per questo tema, pensi che può diventare anche una professione domani. Delle redazioni in plain language. Ma è Sì, uno dei percorsi che cerchiamo di sviluppare qui, almeno dare ehm, alcune piste possibili per farlo. E beh, già che ti abbiamo qui, se avessi qualche consiglio su come formarsi nella tua professione. beh, l'università già oggi esistono corsi, no, come quello che fai tu su questi temi. Poi si può specializzarsi ulteriormente facendo magari dei corsi post-universitari o ci sono master su questi temi, oppure anche corsi piccoli di qualche giorno che molto mirati, che hanno prezzi anche costi accessibili, che sono proprio focalizzati su questo tema. Anche eventi di settore che Mhm. sono insomma, gratuiti, a cui si può andare, si ascoltano comunque interventi e casi di studio che via via, insomma, sono tante cose che si sedimentano e poi possono aiutare. Se volete, io posso fornirvi magari una breve lista di risorse in questo senso. Bene, allora con questo ci lasciamo con tanti auguri di buon lavoro. Grazie ancora a Luca Rosati per questo interessantissimo seminario. Arrivederci e alla prossima. A presto.